Seconda corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato ai Gentlemen for Life. Sono in 10 al via, cavalli di 4 anni, 1 Cosimo I Cla, 2 Countach, 3 Cooper GV, 4 Cantera, 5 Cruciale Min, 6 Cupido GSO, seconda linea 7 Chagall Glory, 8 Cosmos del Ronco, 9 Chimes dei Greppi, 11 Carabiniere Pell. Nettamente favorito Cosmos del Ronco, numero 8 Filippo Monti, controfavorito Countach numero 2 Matteo Zaccherini, macchina che stacca, c'è la rottura numero 3 Cooper GV squalificato. Cooper GV, mentre si avvantaggia subito Cantera che va a condurre nei confronti di Countach. Cantera va via spedita come suo numero 6 solito, Cupido GSO squalificato. Cupido GSO. In terza posizione si è sistemato intanto Cosmos del Ronco che precede Chagall Glory. All'esterno c'è Carabiniere Pell, poi trova la post in corda. Intanto i 400 iniziali se ne vanno in 32 con Cantera leader nei confronti di Countach e Cosmos del Ronco. All'esterno cerca di progredire Cruciale Min dopo 500 metri di gara e lo segue Cosimo I Cla che era partito molto piano. Intanto i 600 in 46,1 da parte del battistrada, ha spostato Cosmos del Ronco per anticipare Cruciale Min. Cantera intanto completa il mezzo miglio iniziale in 1 minuto e 9 decimi. All'esterno Cosmos del Ronco ha contatto Countach, poi al largo anche Cruciale Min. Lungo la corda segue invece Chagall Glory. Il chilometro se ne va in 1,16,1 con un parziale in 15,2. Cosmos del Ronco ora va all'attacco di Cantera quando siamo a 500 esatti dalla conclusione. Passa facile Cosmos del Ronco, deve vedersela ora con Countach che va a sua volta su Cantera, 400 alla conclusione, in vantaggio Cosmos del Ronco che prende margine, 2 lunghezze di vantaggio su Countach che è l'avversario dichiarato, gli altri faticano a seguire. In terza posizione c'è Chagall Glory, ancora Cantera lo contiene ma Chagall Glory è spostato e lungo la corda invece avanza Carabiniere Pell, retta d'arrivo con Cosmos del Ronco in vantaggio. Countach che prova ad avvicinarlo nel finale, Cosmos del Ronco però conferma l'ottimo momento, 4 delle ultime 5 corse le vince nettamente. Secondo posto per Countach, al terzo finisce di spunto Chimes dei Greppi, 1,14,8 con 29,3 a chiudere la vittoria per il favorito Cosmos del Ronco, Filippo Monti in sediolo. Secondo posto per Countach, erano i due più attesi. Al terzo finisce di spunto Chimes dei Greppi. Quarta vittoria nelle ultime 5 uscite per Cosmos del Ronco, sempre con Filippo Monti, per il training di Lorenzo Baldi, per conto del signor Francesco Felicella.